Buon pomeriggio, ben ritrovati alla seconda giornata di Educhiamoci, giornate per l'educazione. Siamo in diretta dall'Aula Magna dell'Istituto Comprensivo Vittorio Veneto 1, a cui ovviamente ringraziamo per la sua accoglienza. Siamo in diretta con appunto Io sono come tu mi guardi, quindi il titolo di questa prima edizione di Educhiamoci. Un titolo che vuole porre il focus, l'attenzione sullo sguardo dell'adulto, sul ruolo dell'adulto nei confronti del bambino, bambina, ragazzo o ragazza che ha di fronte. Stiamo sviscerando questo tema in vari argomenti, in varie tematiche. E oggi affronteremo una tematica nuova, quindi il tema dell'alimentazione. Ma prima di iniziare appunto a vivere nel vivo questo tema, vorrei dare la parola all'assessore alle politiche scolastiche del Comune di Vittorio Veneto, che con il Comune e con IEM Servizi ha organizzato, voluto, promosso queste giornate per l'educazione. Abbiamo qui con noi in sala l'assessora Antonella Caldart. Grazie Consuelo, buonasera e benvenute e benvenuti a tutti. Ancora una volta da Vittorio Veneto mi fa piacere darvi il bentornati o il benvenuti nella nostra città, la città come avete visto dalla sigla che è la città dell'arte, della musica, del vino, è una città che oggi si dimostra particolarmente attenta al tema dell'educazione. Oggi affrontiamo il tema dell'educazione alimentare, un tema che ci sta molto a cuore come cittadini, come genitori, come amministratori e amministratrici di questa città. Brevemente vi racconto che cosa succede nelle nostre scuole, dove ovviamente, come immagino in tante altre città, c'è una grande attenzione alla qualità del cibo che viene somministrato ai bambini, e lo facciamo d'intesa con chi si occupa della ristorazione collettiva, ma soprattutto con il comitato mensa, che è composto da genitori ed insegnanti. Questo perché riteniamo che anche l'educazione alimentare sia di interesse della collettività, e quindi il processo educativo anche in questo tema vada condiviso con le varie parti in causa. È evidente che non si può demandare alla scuola, solo alla scuola e nemmeno solo alla famiglia, il tema appunto della qualità dell'educazione alimentare che noi forniamo ai nostri bambini, perché è un modo importantissimo, il cibo è una parte di noi stessi e serve proprio a farci crescere nel modo migliore. Nelle nostre scuole, oltre ovviamente all'attenzione alla qualità del cibo, lavoriamo con le insegnanti e anche con esperti, tra cui c'è anche la dottoressa Daros che oggi è presente qui con noi, con laboratori esperienziali, sensoriali, con gli orti. In alcune scuole abbiamo anche gli orti per i bambini, che vengono coltivati dai bambini insieme agli anziani dei quartieri, con anche visite alle tante aziende agricole che noi abbiamo attorno a noi. Sapete che siamo un territorio verde e quindi dove la coltivazione dei prodotti è ancora alla base della nostra economia. Quindi tutta una serie di attori che insieme e d'accordo contribuiscono anche in questo aspetto della crescita del bambino, che è appunto l'attenzione agli alimenti. Perché, e lo ribadisco, alla base di questo progetto Educhiamoci ci sta proprio l'idea che l'educazione dei bambini, delle bambine, dei ragazzi e delle ragazze sia un dovere collettivo, e con questo presupposto oggi lascio la parola agli ospiti graditi a distanza in studio per affrontare un tema che ci sta davvero a cuore. Grazie e buon proseguimento. Grazie all'assessore Caldart e un ringraziamento chiaramente anche a tutta l'amministrazione comunale. E qui in sala con me, appunto, è già stata presentata brevemente dall'assessore, c'è la dottoressa Eva Daros, dietista, che si occupa di alimentazione e di educazione alimentare con le famiglie, ma anche in progetti nelle scuole. Buonasera a tutti. La dottoressa Daros interverrà dopo l'intervento del nostro ospite per una breve riflessione, una domanda, per concludere un po' l'incontro di oggi.
L'incontro di oggi che si intitola Insegnami a mangiare bene, perché crediamo che all'interno di queste giornate per l'educazione sia importante anche focalizzarci sulla salute. E quindi con noi ci sarà la dottoressa Sara Achilli, che è un'esperta di nutrizione, ma anche una studiosa, buonasera, è anche una studiosa che ritiene importante il fatto che le nostre scelte alimentari influenzano anche il nostro comportamento e il nostro umore. E quindi, ritornando al titolo delle nostre giornate, e sull'importanza del ruolo dell'adulto, è bene anche concentrarci su quanto consapevoli siamo noi della nostra alimentazione, delle nostre scelte alimentari, della nostra relazione con il cibo, perché lo sguardo del bambino e della bambina è sempre puntato sull'adulto e quindi è bene che siamo noi i primi a dare il buon esempio. Dottoressa Achilli, le lascio la parola e buon ascolto a tutti. Grazie, buonasera a tutti. Grazie del prezioso invito, sono davvero contenta di essere qua con voi questa sera e sono contenta di poter parlare di alimentazione soprattutto con un pubblico di genitori, educatori e insegnanti e di persone che in qualche modo hanno a che fare con i bambini perché lo trovo estremamente importante e estremamente anche interessante. Per me lavorare e studiare sulla nutrizione umana è una vera e propria passione e ancora di più lo è studiare come la nutrizione può agire sullo stato di salute dei nostri bambini, ma soprattutto sulla modulazione delle loro emozioni e sul loro comportamento. Io ho un bambino di 8 anni, quindi so bene cosa significhi nutrirlo adeguatamente e so anche che non è cosa facile affrontare questo argomento ogni giorno con i nostri bambini, perché abbiamo influenze da tutti i fronti, dalla scuola, dai nonni, dall'amico, dall'insegnante, dagli altri bambini, quindi è molto difficile poi trovare la quadra e dire ok, la giusta nutrizione è questa. E ogni giorno quindi mi rendo conto di studiare, di approfondire, di cercare spunti nuovi e di capire come l'alimentazione può andare a regolare non solo quindi la buona salute dell'organismo, che è un fatto fondamentale, sicuramente estremamente importante, ma anche lo sviluppo e il buon funzionamento del cervello e come può l'alimentazione intervenire direttamente o indirettamente nella gestione delle emozioni e del comportamento del bambino, ma anche dell'adulto, chiaramente. E oggi spero proprio di raccontarvi qualcosa di un po' nuovo, un po' diverso rispetto all'alimentazione tradizionale, soprattutto appunto aspetti non legati tanto alla crescita del bambino quanto proprio allo sviluppo del cervello del bambino, allo sviluppo delle sue reti neuronali, delle sue sinapsi, dei network e nella regolazione vera e propria delle aree del cervello legate alle espressioni delle emozioni. Adesso io condividerò delle slide, quindi poi aiutatemi a capire se vedete tutto, se non vedete, eccetera, perché poi io a un certo punto probabilmente non vi vedo più, quindi datemi un feedback vocale. Ok, vedete Sì. le slide? Tutto perfetto. Tutto perfetto, benissimo. Bene, partiamo quindi subito, entriamo subito nel vivo, partiamo da un concetto fondamentale. Noi siamo abituati a pensare, tutti noi normalmente pensiamo all'alimentazione unicamente come fonti di energia. Io mangio, introduco calorie, produco energia. Mangio tanto, produco tanta energia, mangio poco, ne produco meno. Mangio troppo, accumulo grasso, mangio meno, dimagrisco. In realtà quello che mangiamo ogni giorno non è semplicemente una fonte di carburante che fornisce energia al corpo, ma riveste un ruolo ben più complesso nell'attivazione di meccanismi metabolici differenti che si modificano in base a cosa mangiamo, quanto mangiamo e a come mangiamo. E tutti questi aspetti sono altrettanto importanti.
Il nostro organismo infatti è una macchina estremamente complessa che attiva vie metaboliche diverse a seconda del tipo di nutriente introdotto. Quindi a livello metabolico, cioè di quello che succede nel nostro organismo, mangiare un piatto di pasta, mangiare un pezzetto di formaggio, mangiare una fettina di carne o mangiare della verdura non è la stessa cosa. Si attivano infatti meccanismi a livello cellulare, meccanismi profondi, radicalmente diversi, che influenzano non solo lo stato di salute dell'organismo, ma anche il buon funzionamento del cervello. E questo è il tema principale della nostra serata. Quindi i diversi nutrienti che introduciamo ogni giorno abitualmente, quindi quella che è la nostra dieta abituale, quotidiana, non solo in termini di quantità ma anche in termini di qualità, no? Abbiamo visto all'inizio con l'assessore ha fatto un'introduzione molto interessante rispetto proprio alla qualità del cibo che introduciamo, influiscono direttamente sulla risposta emotiva, sull'umore, sulla risposta anche al dolore, sull'infiammazione, sulle capacità cognitive. Quello che mangiamo è fondamentale. E per capire come gli alimenti agiscono direttamente o indirettamente sul cervello del bambino, dobbiamo prima di tutto fare un passo indietro e partire dallo sviluppo, da come si sviluppa il cervello del bambino. Allora, innanzitutto, a differenza di tutti gli altri mammiferi, il cucciolo di uomo alla nascita non è completo. Avete mai visto un cavallino, un vitellino appena nato? Dopo un minuto, basta poco, dopo qualche minuto è già in piedi sulle sue gambe, inizia a camminare e il cavallino o il mucchino dipende dalla mamma per qualche mese, giusto per mangiare, e per il resto il cavallino è, diciamo, indipendente, no? Va in giro per il prato, corre, bruca, gioca, è molto indipendente. Per il bambino la situazione è radicalmente diversa. Il bambino alla nascita, infatti, e per almeno un anno della sua vita è fortemente dipendente dalla mamma. Il bambino non è in grado di camminare e se non ci fosse qualcuno che lo accudisce, che lo copre, lo veste, no? Che gli cambia il pannolino, che gli dà da mangiare, che gli fa le coccole, che lo cura, non potrebbe sopravvivere. Quindi il bambino è fortemente dipendente da qualcun altro, da qualcuno che lo accudisce. Il bambino nasce in quella che si chiama la neotenia, cioè nel bambino appena nato permangono caratteristiche del feto, ovvero caratteristiche del bambino prima della nascita. Cosa vuol dire che il bambino nasce incompleto? Vuol dire che il cervello e non solo, ma anche altri organi che vedremo come ad esempio l'intestino, il microbioma intestinale, alla nascita non sono ancora completamente sviluppati. Nei primi anni di vita, infatti, nel cervello del bambino si creano le connessioni cerebrali, ovvero quei circuiti, quei network, quei collegamenti fra neuroni che permettono al cervello di funzionare, di pensare e così via. Questa evoluzione sembra proseguire fino ai 25 anni, quindi il nostro bambino è bambino fino a 20, quindi ce lo portiamo avanti per un bel po'. E nel cervellino del nostro bimbo, pensate che ogni minuto si creano qualcosa come 125.000 nuove connessioni, questo a partire dalla nascita fino circa al quinto mese, poi la cosa rallenta un po'. Quindi pensate che confusione c'è in questi piccoli cervellini perché si stanno proprio creando le connessioni neuronali. Sapere che il cervello non ha ancora queste connessioni è molto importante perché ci permette di comprendere come mai le risposte del bambino piccolo, quello molto piccolo ad esempio, sono solo risposte primarie. Vi faccio un esempio. Il bambino piccolo, tipicamente, il bambino di pochi mesi, viene messo nel suo lettino a dormire da solo. E cosa fa? Normalmente inizia a piangere. Allora la mamma, a fatica, prova a lasciarlo nel suo lettino, perché è giusto che impari a dormire da solo, no? Questa cosa sentita dire tante volte. Ma il bambino cosa fa? Non smette di piangere. Dopo svariati tentativi,
e promesse, insomma, e fatiche, la mamma sfinita che cosa fa? Lo prende in braccio e lo mette nel letto con lei. Il bambino, nella maggior parte dei casi, smette immediatamente di piangere. Vi faccio un altro esempio. Bambino piccolo nel seggiolone o nel passeggino al sicuro. La mamma si allontana un momento per andare in bagno, cosa normale. Il bambino, appena la mamma si allontana, inizia a piangere. Allora la mamma tipicamente gli dice: mi allontano solo un momento, tesoro, torno subito. Ma il bambino non ne vuol sapere, continua a piangere. E la frase tipica, anche qua sentita molte volte, è: ma amore, perché non capisci? La mamma torna subito. Ecco, no? Poi qualcun altro gli parte tutto un altro pensiero, ecco, lo fa apposta, non vuole nemmeno che io vada in bagno. Allora, che cosa è successo nel cervello del bambino in questi due esempi? Il cervello del bambino non ancora sviluppato, o meglio alcune aree del cervello, come ad esempio la corteccia prefrontale, che è proposta al pensiero razionale, non è ancora sviluppata, non è ancora completamente sviluppata. Cioè il bambino non ha quell'intelligenza per capire che la mamma si allontana un momento. Che cos'è un momento per il bambino? Il bambino non ha la concezione del tempo, quello arriverà molto più avanti. Chi ha figli più grandi si sarà accorto che solo più tardi capiscono la differenza fra oggi, ieri, domani, un'ora fa, fra 2 ore, no? E così via. Il bambino sa solo che la mamma non c'è, io muoio, punto. Non fa supposizioni, non è strategico, non è manipolatore. Il bambino non ha proprio esperienza, non ce l'ha, perché non ha fatto ancora quella che si chiama proprio l'esperienza. Lo stesso vale per il lettino, quindi tu mi metti a dormire da solo, quindi io nella mia parte ancestrale, nel mio cervello rettiliano, come si chiama, vengo abbandonato. Questa è la mia sensazione. Quindi l'unico modo che ho da cucciolo di farti capire questa mia emozione è di mettermi a piangere. Lasciamo perdere poi che sia giusto o sbagliato farli dormire da soli nel lettone o quant'altro, mettiamoci semplicemente nei loro panni. Questo è ciò che loro percepiscono, non c'è manipolazione sotto. Torniamo allo sviluppo del cervello. Quindi il bambino abbiamo detto che nella sua evoluzione deve creare delle connessioni che non sono ancora ben sviluppate. E come si creano queste connessioni nel cervello dei nostri bambini? Beh, innanzitutto, e questo vale per tutti, vale anche poi per l'adulto, il cervello si sviluppa meglio se riceve stimoli positivi. Stimoli positivi aumentano le connessioni cerebrali. E questo è dimostrato ormai da tantissimi studi, in letteratura trovate articoli e studi approfonditi su questo tema. Il bambino che riceve stimoli positivi, e poi vedremo quali sono, risulta essere poi un bambino più sereno, un bambino che si comporta meglio, un bambino che gestisce meglio le proprie emozioni, un bambino che impara di più, che si ricorda molto di più le cose, un bambino più bravo a scuola. Chi fornisce gli stimoli necessari al bambino per il suo sviluppo neuronale? Beh, prima di tutto i genitori. La mamma, il papà, attraverso l'accudimento, le coccole, l'educazione. Abbiamo parlato di educazione all'inizio della serata, è un fattore estremamente importante, perché la giusta educazione attraverso stimoli positivi aiuta sicuramente la modulazione e lo sviluppo delle sue reti neuronali. Tutti gli stimoli, no? Quindi il gioco, il fatto di giocare anche con il bambino è estremamente importante. Poi ci sono altre figure che sono quasi, io direi, a pari del genitore, perché l'educatore, la maestra, l'insegnante, il bambino passa tante ore con queste figure professionali e quindi loro sono altrettanto importanti. I nonni, anche i bambini che stanno con i nonni, possono ricevere attenzioni, coccole, stimoli positivi dai nonni.
l'ambiente in cui vive, quindi se è a contatto con la natura, se vive in una città o in collina, se vive al mare o in montagna, se è a contatto con gli animali, quindi se ha in casa un cane, un gatto, riceve stimoli. La relazione con gli altri bambini, quindi i bambini che frequentano, per esempio, che frequentano l'asilo, fin dall'asilo nido, sono mediamente più equilibrati perché interagiscono con gli altri bambini e questo fa in modo che aumentino le loro connessioni cerebrali. E infine, ed è quello che interessa a noi oggi, quindi è il focus della nostra serata, la giusta alimentazione. Quindi l'alimentazione, infatti, fin dalle primissime fasi della vita, fornisce uno stimolo che può essere chiaramente a seconda di quello che mangiamo, uno stimolo positivo o uno stimolo negativo. Quindi anche la giusta alimentazione, quello che noi, il substrato energetico che noi forniamo alle nostre cellule, che noi forniamo ai nostri neuroni, il messaggio che arriva alle nostre cellule può produrre, può favorire la modulazione di queste reti neuronali. Ed è importantissimo, perché tenete conto che noi quante volte mangiamo in un giorno, quante volte in un anno, no? Noi per 365 giorni all'anno, più volte al giorno, noi introduciamo qualcosa dall'esterno. E questo è sicuramente importante proprio per lo sviluppo del cervello. E l'alimentazione, come vedremo, può contribuire direttamente o indirettamente ad alterare proprio anche la risposta emotiva del cervello. Ora, prima di capire il vero e proprio collegamento tra ciò che si mangia e la risposta emotiva, è necessario introdurre un altro concetto estremamente importante che si allaccia molto a questo discorso e che va in qualche modo affrontato perché altrimenti manca sempre un pezzetto. All'inizio vi ho detto che il bambino nasce immaturo, no? Che non è completamente sviluppato e che il cervello quindi deve ancora produrre tutte quelle connessioni che vanno a diciamo, legare quello che è il sistema a un sistema un po' più complesso, più avanzato, che è la parte più razionale del cervello, che è la corteccia prefrontale. Quindi queste connessioni si creano man mano nel tempo. Un altro organo che non è completamente sviluppato è l'intestino. O meglio, il bambino nasce con un intestino povero di batteri, quindi povero, ha una flora batterica non ancora completamente sviluppata. I batteri intestinali, che costituiscono quello che si chiama il microbioma intestinale, comunemente conosciuto da tutti come la flora batterica, quella flora che il medico vi fa sistemare, no? Quando avete fatto un ciclo di antibiotici, normalmente vi dice prendi i probiotici perché hai la flora batterica danneggiata. Ecco, questi batteri, i batteri che popolano il nostro intestino, in realtà popolano tutte le mucose del nostro organismo, ma noi oggi ci focalizzeremo sulla flora batterica intestinale dell'intestino, sono fondamentali, sono assolutamente fondamentali. Perché lo sono? Perché prima di tutto i batteri dell'intestino costituiscono la prima difesa del sistema immunitario, perché il sistema immunitario risiede, non completamente, risiede anche in altre zone, ma risiede principalmente nel nostro intestino e i batteri aiutano il sistema, le cellule del sistema immunitario all'immunità. Favoriscono il metabolismo e la digestione di ciò che mangiamo. Senza batteri noi non saremmo in grado di metabolizzare e digerire tutto quello che mangiamo. Quindi, ad esempio, una cattiva digestione dipende proprio dallo stato del microbioma intestinale. Un reflusso gastroesofageo dipende anche dallo stato del microbioma intestinale. La stipsi, la colite e il colon irritabile dipendono da uno stato del microbioma intestinale. Dipendono anche, non solo. Poi i batteri producono tutta una serie di sostanze, vitamine del gruppo B, acidi grassi a catena corta, neurotrasmettitori, serotonina, dopamina, tutta una serie di sostanze fondamentali che le cellule del nostro organismo non sono in grado di produrre in autonomia e che sono fondamentali per il funzionamento del corpo, di tutto il corpo, ma soprattutto per il funzionamento del cervello. A questo punto, no, vi starete chiedendo, ma
Cosa c'entra l'alimentazione, il microbioma, la risposta emotiva? Perché Sara, no, ci sta dicendo tutte queste cose insieme. Cerchiamo un attimo di capire. La cosa incredibile, anche qua in letteratura sta emergendo sempre di più, stanno emergendo studi fantastici su questo aspetto che vi invito a cercare, a leggere, perché è veramente, a mio personale giudizio, un aspetto molto affascinante. I batteri che popolano il nostro intestino inviano messaggi al cervello e il cervello invia messaggi all'intestino. C'è proprio una comunicazione bidirezionale fra intestino, quindi e il microbioma, quindi i batteri che popolano l'intestino, e il nostro cervello. Attraverso il nervo vago, attraverso proprio una vera e propria comunicazione fisica, passano sostanze che dal cervello vanno all'intestino e viceversa, dall'intestino vanno al cervello. E le sostanze che dall'intestino vanno al cervello sono proprio quelle sostanze, quei neurotrasmettitori e altre sostanze che modulano l'espressione delle nostre emozioni. Quindi è chiaro che nel bambino che ha una flora batterica inizialmente limitata, non avrà neanche tutta questa regolazione, proprio perché non ha ancora la possibilità di produrre queste sostanze. I batteri infatti poi si sviluppano man mano nel tempo, quindi i primi batteri nel bambino sono i batteri, i bifidi batteri per esempio, che lui acquisisce alla nascita. Quindi se lui ha per esempio se il bambino nasce da parto naturale acquisirà i batteri della mamma, se nasce da parto cesareo acquisirà i batteri della pancia della mamma, della pelle della mamma e delle persone che lo aiutano a nascere. Se il bambino viene allattato al seno avrà un certo tipo di flora batterica intestinale, se il bambino viene allattato con latte artificiali avrà un altro tipo di flora batterica. I batteri mangiano quello che mangiamo noi e si sviluppano in base a quello che mangiamo noi. Quindi se noi abbiamo un'alimentazione povera in termini proprio di tipologia di alimento, quindi un'alimentazione molto monotona, mangiamo sempre solo quella tipologia di alimento, mangiamo sempre solo la pasta asciutta tutti i giorni, mangiamo solo quello, ovviamente faremo crescere molto di più quei batteri che mangiano, che ricevono e che riescono a sopravvivere con quel tipo di substrato energetico. Le condizioni dell'intestino quindi influenzano moltissimo l'umore, le capacità cognitive, la memoria, l'apprendimento, il comportamento, eccetera. Quindi, prima cosa da fare, quando un bambino ha qualche difficoltà, di qualsiasi difficoltà, stiamo parlando di bambino iperattivo, bambino che ha un comportamento disfunzionale, il bambino autistico, il bambino che ha difficoltà a scuola, che non riesce ad imparare, che non riesce a ricordare le cose, bambino che non riesce a stare fermo in classe, che continua a muoversi, ad agitarsi, bambino che ha anche altri problemi, no? Che può avere problemi alla pelle, una dermatite atopica, o un bambino che ha spesso raffreddore, un bambino che ha spesso stipsi o diarrea, la prima cosa da verificare e da sistemare è il microbioma, sicuramente il microbioma intestinale. Come si fa a sistemare il microbioma? Beh, prima di tutto con la giusta alimentazione, vedremo quali sono i cibi che sono meno adatti alla buona salute del microbioma, e poi con integratori probiotici mirati a seconda dell'età del bambino. Come vi dicevo, il bambino cambia la sua flora batterica intestinale, quindi quando è molto piccolo avrà prevalenza di bifidi, poi entreranno in gioco altri batteri, lactobacilli e così via. Quindi a seconda dell'età noi dobbiamo anche andare a ripopolare la sua flora batterica con probiotici mirati, specifici. E su questo potete appunto chiedere poi consiglio al medico, al pediatra, al dietista, insomma quello che è, per farvi consigliare poi un probiotico che sia adatto.
quello che sto dicendo sui bambini, attenzione che vale ovviamente anche per gli adulti, non è che poi noi cambiamo e diventiamo un'altra specie, è sempre tutto legato, è sempre connesso, quindi un intestino irritato andrà a danneggiare il cervello e viceversa. E la cosa bella, incredibile, è che soprattutto nei bambini che sono nuovi, che hanno un intestino ancora poco compromesso, no? Poi da stili di vita, alimentazioni, lavoro, stress vari e quant'altro, spesso cambiando alimentazione, modificando un po' lo stile nutrizionale, integrando magari con qualche probiotico se c'è qualche problema, il problema nella maggior parte dei casi si risolve. Si risolve proprio perché noi andiamo a modulare i batteri dell'intestino. L'esempio tipico, classico, che sarà successo a tutti voi, questo lo riporto sempre nei miei corsi, è questo, no? Chi di voi ha figli o che comunque ha a che fare con i bambini lo saprà bene, no? Il bambino è molto nervoso. Allora la prima domanda che si fa all'educatore, alla maestra o al genitore è: ma oggi il bambino è andato in bagno, si è scaricato? Normalmente dopo che il bambino si è scaricato, e fateci caso se non ci avete fatto caso, il bambino sta bene, il bambino è sereno. Perché è sereno? Perché ha cambiato umore. Ha cambiato umore non solo perché magari aveva mal di pancia, quindi aveva una difficoltà fisica nella zona, proprio nell'intestino, quindi aveva male lì, in quel punto lì, ma anche perché si è liberato in qualche modo di sostanze di scarto, di metaboliti di scarto che influiscono direttamente sul buon funzionamento non solo dell'intestino, ma anche del cervello. Quindi il cervello risente di metaboliti patogeni o di sostanze che irritano l'intestino, ne risente direttamente. Quindi il fatto di essersi rilassato, di non essere più nervoso, è proprio un fatto mentale, cioè al cervello è arrivata una buona comunicazione. Attenzione, non ho più queste sostanze patogene. Quindi, in conclusione, avere una buona flora batterica intestinale significa avere un cervello che funziona meglio, avere un organismo meno infiammato, quindi meno processi infiammatori che comunque vanno a destabilizzare il cervello, che riesce meglio a gestire gli stimoli dal mondo esterno, quindi un cervello più rilassato. I bambini con intestino danneggiato, con leaky gut, disbiosi, intestino permeabile, chiamatelo come volete, sono tipicamente bambini iperattivi, o fanno fatica a concentrarsi, o fanno fatica ad imparare, fanno fatica a dormire. I batteri dell'intestino regolano anche i ritmi circadiani, cioè i ritmi sonno-veglia, vanno a interagire con i nostri orologi biologici e determinano l'alternanza di sonno-veglia. Noi siamo fatti per mangiare di giorno e dormire la notte, quindi non possiamo assolutamente invertire questi processi perché altrimenti il nostro organismo, i batteri e tutto il resto, e soprattutto il cervello, ne risentono drasticamente. E questo capita spesso, ad esempio, chi lavora in ospedale che fa i turni di notte o l'operaio che fa i turni di notte, sicuramente migliorare la risposta del suo intestino lo può aiutare a gestire meglio, se ovviamente non può cambiare lavoro, gestire meglio i ritmi sonno-veglia. Questo è il titolo, il ruolo centrale dell'alimentazione, della nutrizione nel bambino. È veramente centrale. L'alimentazione è estremamente importante in tutte le fasi della vita, ma soprattutto nel bambino, perché nel bambino noi stiamo mettendo le fondamenta, stiamo dando un imprinting iniziale, quindi quello che inizia a mangiare fin da piccolo è estremamente importante anche poi per il suo futuro. E qua lasciatemi spendere due parole su un tema che secondo me è molto importante. Abbiamo parlato di educazione all'inizio, l'assessore parlava proprio di educazione all'alimentazione, ma di educazione in generale, no? Qual è il ruolo del genitore? Qual è
scusate, la slide, qual è la responsabilità di un genitore? Allora, quando si parla di responsabilità e di futuro dei nostri figli, no, siamo abituati a pensare a dare loro una casa dove vivere, sicuramente, un benessere economico, una buona istruzione, una buona vita sociale, affetto, amore, giochi, vestiti, no? Tutti noi che siamo genitori, ditemi se sbaglio, ma faremmo qualsiasi cosa per i nostri figli, no? Questo amore incondizionato. Ed è proprio così, no? Chi è genitore lo sa bene, è un amore incondizionato. E rifletto spesso su questo argomento perché ritengo che tra i diritti e i doveri di un genitore ci sia anche quello di dare un futuro di salute al proprio figlio, e immagino che anche la salute sia importante per voi, ne avete già parlato tante volte, magari anche in altri eventi, ma e soprattutto quest'anno, no, che abbiamo in questi ultimi 2 anni, dopo quello che abbiamo passato. E quindi la salute dei nostri figli, sia ora che in futuro, dipende drasticamente da quello che oggi decidiamo di dar loro da mangiare. La nutrizione oggi del bambino è importante per il futuro del bambino. La nutrizione è importante sia nel bambino oggi, quindi nel suo sviluppo oggi, ma anche per quello che sarà lo sviluppo dell'adolescente, lo sviluppo dell'adulto in età fertile, lo sviluppo e poi la vecchiaia. È importantissimo oggi mettere delle basi profonde, mettere le fondamenta, perché oggi possiamo favorire o meno o sfavorire magari malattie che arriveranno nel futuro. È molto importante questo aspetto. Quindi io credo che proprio tra gli aspetti legati all'educazione ci sia proprio un'educazione alimentare che va costruita insieme, ovviamente, costruita insieme al territorio, insieme agli insegnanti, alla scuola, tutto ciò che può aiutare in questo senso, perché credo che sia davvero veramente importante. Bene, fatta questa premessa, quali sono quindi gli alimenti che più influiscono sulla salute dell'organismo e soprattutto sulla disregolazione della risposta emotiva e del comportamento? Ci sono proprio alcuni alimenti, alcune sostanze che contribuiscono direttamente a modulare le espressioni di emozione e comportamento. Ci sono alimenti che possono destabilizzare il cervello del bambino e favorire rabbia, pianto, aggressività, comportamenti disfunzionali. Ci sono proprio alimenti che influiscono direttamente su questi processi. Parliamo sempre di eccessi, quindi noi non stiamo facendo la guerra a certi alimenti, ma parliamo sempre chiaramente di quello che è un'alimentazione abituale e di un eccesso di alcune sostanze che sicuramente possono intervenire in questi processi. Ci sono proprio delle sostanze che possono alterare le funzioni neuronali del cervello e iperattivare alcune aree, oppure di contro ipoattivare, quindi spegnere alcune aree. Nel cervello infatti ci sono aree preposte ad esempio alla modulazione delle emozioni, come il sistema limbico, che possono essere iperattivate, quindi ipereccitate, oppure altre, come ad esempio aree preposte alla memoria, che al contrario possono essere ipoattivate, cioè si possono proprio spegnere, possono diminuire quelle connessioni cerebrali che ci permettono di ricordare quello che abbiamo studiato, quello che abbiamo ascoltato, sentito, quant'altro. La conseguenza qual è? Che il cervello reagisce in maniera sbagliata o inadeguata ad uno stimolo, troppo o troppo poco, come succede ad esempio nei bambini iperattivi, no? Che hanno risposte emotive esagerate, oppure al contrario fanno fatica a ricordare o a imparare quello che hanno studiato, quello che hanno ascoltato dalla maestra. In questa sede chiaramente non abbiamo il tempo a disposizione, non prenderemo in esame ogni singolo alimento, ma chiaramente mi limiterò a considerare alcune macro aree di alimenti coinvolti in questa disregolazione.
Tra gli alimenti maggiormente responsabili di questi meccanismi troviamo sicuramente gli zuccheri o carboidrati. In questa sede diciamo che zuccheri e carboidrati li mettiamo nella stessa famiglia. Il fruttosio, che fa parte degli zuccheri ma ha qualche differenza nei sistemi metabolici che poi vedremo, il glutammato e certamente tutti i prodotti industriali, quindi tutti i prodotti confezionati. Chiaramente non ci sono solo questi, ma diciamo che questi sono i più diffusi e a volte anche i meno sospetti e che facciamo anche fatica a qualche volta ad individuare. Partiamo dagli zuccheri. Molti di voi saranno a conoscenza del fatto che dare troppi zuccheri ai bambini non va bene perché fa male. Ma che cosa si intende per zuccheri, no? Quando si parla di zuccheri, di solito la maggior parte delle persone pensa ai dolci, alle caramelle, allo zucchero che mettiamo nel caffè o nel tè la mattina, una torta, i pasticcini, quindi cose molto dolci, cose zuccherate, come si dice. Quando, per esempio, io parlo con i miei clienti, no, consiglio di diminuire gli zuccheri, no? Attenzione, dovrebbe diminuire gli zuccheri. Di solito loro mi rispondono sì, ma io non metto lo zucchero nel caffè. Quindi chiariamo bene che cosa si intende per zuccheri e carboidrati. In realtà nella categoria zuccheri rientrano tantissimi alimenti di uso quotidiano. Praticamente tutto ciò che mangiamo quotidianamente, normalmente, tutti noi, sono zuccheri e carboidrati. Più o meno raffinati, poi ci sono varie sfumature, però comunque lo zucchero è zucchero. Quindi la pasta, la pizza, il riso, le patate, la zucca, i biscotti, tutte le farine, la polenta, i grissini, i cracker, il latte, la frutta, il gelato, i succhi di frutta, le bibite gasate, persino nel prosciutto cotto noi troviamo gli zuccheri. Quindi ve ne ho messi qualcuno nella slide per farvi capire, attenzione, non li stiamo criminalizzando, stiamo parlando sempre di eccessi. Ve ne ho messi qualcuna, ma potremmo fare un elenco che dura un quarto d'ora. Che effetto hanno gli zuccheri in eccesso o i carboidrati sul cervello e sulle risposte emotive? E soprattutto che effetto hanno su un cervello in via di sviluppo come quello del bambino? I carboidrati sono importanti, questo l'avrete sentito molte volte, certamente le quantità che noi mangiamo quotidianamente, le quantità studiate che noi mangiamo quotidianamente non sono un problema. Tuttavia i carboidrati, se assunti in eccesso e di frequente, come capita nella maggior parte dei bambini, alzano moltissimo i livelli glicemici del sangue, ma anche i livelli di insulina nel sangue, che a lungo andare destabilizzano il cervello. Soprattutto, ripeto, un cervello di un bambino in via di sviluppo o di un cervello che ha già altre problematiche, che ha già altre difficoltà. Pensiamo a quante volte mangiano i bambini in un giorno. Colazione a base di carboidrati, quindi latte con i biscotti, i cereali, merendine, fette di pane con lo spalmabile di turno o con la marmellata, quindi carboidrati. Merenda a metà mattina con il tè freddo, la merendina, i cracker, i biscotti, ancora carboidrati. Poi a pranzo il pane, la pasta, quello non manca mai. Merenda a metà pomeriggio con i biscotti, uno snack, un gelato, un'altra merenda, quello che è, sempre carboidrati. La cena tipicamente pasta o riso e pane o quant'altro, sempre carboidrati. E poi ci sono anche bambini che mangiano dopo cena, magari sul divano guardando la televisione, e bambini che mangiano prima di andare a dormire e bambini che mangiano di notte. Ci sono anche bambini che si alzano la notte e hanno fame, che vogliono da mangiare di notte. Quindi in media i nostri bambini, ma come la maggior parte della popolazione, mangia dalle 5 alle 6 volte in un giorno. Allora, il nostro cervello non è adatto, non ce la fa, soprattutto se ci sono anche altri problemi, non ama i picchi glicemici, proprio lo destabilizza. Quindi non ama
gli innalzamenti repentini della glicemia nel sangue. Inoltre, e questa è un'informazione forse un po' destabilizzante rispetto a quello che sentiamo ogni giorno, è che, e questo è stato dimostrato da numerosi studi, paradossalmente, se diamo troppi zuccheri al cervello, il cervello funziona peggio. Cioè non è che più zuccheri gli diamo, più forniamo energia, più il cervello sta bene. Anzi, è esattamente il contrario. A un certo punto il cervello ha come una sua capienza massima, oltre la quale il cervello si destabilizza. Va in tilt. È come se noi andassimo al distributore e volessimo riempire oltre il limite il serbatoio della macchina. A un certo punto fuoriesce, non serve, non servono tutti questi zuccheri, non servono perché il cervello non funziona così. Il cervello ha bisogno di un po' di zuccheri per alcune funzioni metaboliche, ma ha bisogno anche di altri substrati energetici. Quindi, a lungo andare, eccessive quantità di zuccheri, quindi se noi mangiamo principalmente e solo carboidrati, che cosa succede? Che diventano gli zuccheri, il glucosio a livello neuronale, diventano proprio neurotossici e fanno funzionare male neuroni e tutto il cervello. Le conseguenze funzionali dell'iperglicemia includono proprio vere e proprie anomalie della conduzione nervosa. Quindi dobbiamo fare un po' di attenzione. Non è detto che il bambino, noi non siamo strutturati fisicamente, l'uomo non è strutturato per mangiare così tante volte in un giorno e soprattutto così tanti carboidrati. Noi abbiamo proprio un modo di funzionare che deve essere gestito. Non possiamo dar solo carboidrati o un eccesso di zuccheri al nostro organismo. Poi c'è un altro aspetto che non è da sottovalutare, cioè che eccessive quantità di zuccheri, soprattutto un certo tipo di zuccheri, soprattutto zuccheri molto semplici, quindi la merenda, quindi gli zuccheri contenuti nelle merendine, negli snack, nel tè freddo, in questo genere, no, di alimenti, vanno a nutrire la flora batterica intestinale patogena, cioè vanno a nutrire quei batteri intestinali che si nutrono principalmente di questi zuccheri e che sono batteri, normalmente batteri negativi per il nostro intestino. E sono batteri che producono sostanze infiammatorie che da un lato danneggiano direttamente l'intestino, danneggiano la mucosa dell'intestino, danneggiano... Ci siete ancora? Sì, sì, ci siamo ancora. Ti sentiamo, non vediamo più le slide. Vediamo se riusciamo a ripristinare. Ok. Ci siete? Sì, sì, rivediamo tutte le slide anche, sì, ci siamo. Okay, scusate, ma non so, forse è la mia connessione che ha avuto qualche problema. Dicevo che questi batteri patogeni producono sostanze infiammatorie che non solo danneggiano direttamente l'intestino, la mucosa dell'intestino, infiammano l'intestino e attivano il sistema immunitario, ma vanno anche a inibire la produzione di sostanze utili per il cervello. Quindi al cervello non arriveranno più neurotrasmettitori, acidi grassi a catena corta e tante altre sostanze che sono utili per il buon funzionamento del cervello. Quindi è diciamo, è un doppio inganno, perché non solo a livello di salute mangiare tutti questi carboidrati non è utile all'organismo, ma non è utile nemmeno al microbioma che risponde in maniera inadeguata. Poi c'è il fruttosio. Allora, il fruttosio, che è conosciuto come lo zucchero naturale, no? Tutti voi saprete, il fruttosio è contenuto nella frutta, quindi è uno zucchero sano. In realtà, certamente, il poco fruttosio contenuto in una mela o contenuto in un frutto non fa male, no? Va benissimo, perché tra l'altro non è che noi mangiamo il fruttosio da solo, ma è miscelato con altre sostanze, vitamine, sali minerali, fibre e così via. Tuttavia oggi il fruttosio è diventato un problema, perché dagli anni 70 il fruttosio viene estratto chimicamente con un processo enzimatico
principalmente dal mais, ma anche da altri cereali, è aggiunto ad alte dosi in tutti i prodotti confezionati, o nella maggior parte dei prodotti confezionati che troviamo oggi al supermercato, dalle merende al gelato, allo yogurt, alla frutta, ai succhi di frutta, sono pieni e sono molto ricchi di fruttosio. Perché l'industria alimentare usa il fruttosio? Perché il fruttosio ha un altissimo potere dolcificante e un costo estremamente basso. Quindi, e inoltre aiuta anche a stabilizzare gli alimenti e a conservare gli alimenti. Quindi è diffusissimo anche in alimenti insospettabili, perché lo yogurt alla frutta, tutti noi pensiamo che abbia dentro la frutta vera, ma la frutta vera non può essere aggiunta semplicemente allo yogurt, perché altrimenti fermenta e la fermentazione farebbe diventare lo yogurt alcolico, che non sarebbe vendibile. Quindi aggiungono il fruttosio proprio per stabilizzare e gestire questa fermentazione. Perché il fruttosio è un problema? Il fruttosio è un problema perché innanzitutto non viene metabolizzato come gli altri zuccheri, ma viene metabolizzato solo ed esclusivamente dal fegato. E il fruttosio, eccessi di fruttosio, il fruttosio in eccesso viene accumulato sotto forma di grassi nel fegato ed è una delle cause principali di fegato grasso, per esempio, o di NASH, quindi steatosi non alcolica, e quindi di obesità, infiammazione, ed è anche alla base di numerose patologie poi nell'adulto che riguardano proprio un'infiammazione cronica. Inoltre, e questa è un'altra cosa molto interessante, il fruttosio, a differenza del glucosio, quindi il fruttosio, a differenza del normale zucchero, chiamiamolo così, non attiva nel cervello il senso di sazietà. Cioè il cervello non sa quando deve smettere di mangiare alimenti che contengono fruttosio. Ed è per questo che quando, per esempio, il bambino, no, inizia a mangiare una caramella, poi ne vuole un'altra, un'altra, un'altra ancora, non smetterebbe mai. Hanno fatto un bellissimo studio sugli studenti, su alcuni studenti di Harvard, e hanno dato loro 2 succhi di frutta, uno addizionato di glucosio e l'altro addizionato a fruttosio. E hanno visto che mentre il primo succo di frutta con lo zucchero tradizionale, uno zucchero normale, diciamo così, veniva bevuto, non so, ne bevevano 1 o 2 al massimo, il succo di frutta addizionato con fruttosio invece con quel succo di frutta non smettevano mai di berlo, ne avrebbero bevuti 10, 20, infiniti, proprio perché nel cervello non arriva il messaggio di attenzione, basta, sei pieno, smetti di introdurre cibo, smetti di bere perché hai raggiunto il limite. Quindi questo è un fattore un po' pericoloso, perché ovviamente se noi diamo alimenti addizionati di fruttosio, e questo è anche un po' lo scopo dell'industria alimentare, darci alimenti più buoni, è più buono uno yogurt alla frutta dolce rispetto che a uno yogurt intero tradizionale senza niente, certamente è più buono, ma è proprio questa bontà che ci frega, cioè quella bontà che ci spinge a mangiarne sempre di più, senza limiti. E questo nel bambino purtroppo è difficile da gestire, è difficile da regolare, perché al bambino infatti dobbiamo dire smetti di mangiare quella cosa. Non c'è regolazione nel suo cervello, non c'è regolazione autonoma nel suo cervello, ma perché non arriva proprio il messaggio. Quindi non è colpa sua, è colpa del fatto che ci sono meccanismi cellulari che non si attivano o che si attivano in maniera sbagliata. Quindi quello che mangiamo non è solo, come abbiamo detto all'inizio, carburante, ma è proprio un messaggio per l'organismo. Ogni volta che noi introduciamo del cibo, nel nostro corpo succedono cose completamente diverse. Qualcuno diceva noi siamo quello che mangiamo. In realtà noi siamo quello che il nostro corpo e i nostri batteri decidono di metabolizzare e come viene metabolizzato il cibo. E sono anche aspetti molto soggettivi, dipendono dalla nostra storia, dalla nostra genetica, dalla nostra epigenetica, da dove viviamo, come viviamo, quindi dipende da tante cose. Ovviamente tutto questo non è il fatto di vivere in maniera sana, non è solo l'alimentazione, ma l'alimentazione sicuramente gioca un ruolo centrale. Poi c'è un'altra sostanza
che spesso si nasconde negli alimenti e che è poco conosciuta, e che è il glutammato, che troviamo in tantissimi prodotti confezionati industriali, cioè quindi nella maggior parte dei prodotti che troviamo al supermercato hanno dentro fruttosio e o glutammato. E è quella sostanza che probabilmente qualcuno di voi conosce perché una volta era contenuta nel dado da cucina, quello per fare il brodo. Che cos'è il glutammato? Beh, il glutammato monosodico è il sale di sodio dell'acido glutammico ed è un amminoacido endogeno. Cosa vuol dire? Vuol dire che è una sostanza che il nostro organismo produce ed è uno dei principali neurotrasmettitori del cervello. E non potremmo fare senza il glutammato, cioè noi pensiamo, noi impariamo, noi studiamo, noi ascoltiamo, noi regoliamo le nostre reti sinaptiche grazie al glutammato. Quindi assolutamente il glutammato è fondamentale ed è fondamentale quindi anche nella regolazione delle emozioni, nella plasticità neuronale, nell'apprendimento, nella memoria e così via. Ora, il glutammato, esattamente come il fruttosio, viene aggiunto esternamente, quindi come sostanza esterna, a tantissimi prodotti confezionati. Perché viene aggiunto? Perché il glutammato è un sale, è un esaltatore del gusto, è un esaltatore di sapidità. Cioè le cose aggiunte addizionate di glutammato sono più buone, non ce n'è, a livello di palato è tutto più buono. Quindi viene aggiunto ad esempio in tantissimi salumacci di bassa qualità, e qui torniamo al tema della qualità che è molto importante, viene aggiunto glutammato perché magari siamo partiti da una carne scadente che non sa di niente, che non ha nessun gusto e quindi dobbiamo in qualche modo valorizzare questa carne per venderla e quindi aggiungiamo spezie, glutammato e tante altre sostanze che rendono quel salume buono. Oppure lo troviamo anche in prodotti poco, dove non ci immaginiamo nemmeno che ci siano, a volte addirittura nelle verdure surgelate c'è il glutammato. È ovvio che non scriveranno mai sulla confezione, attenzione, questo prodotto contiene glutammato, non ingerire, no? È ovvio. Ve lo nascondono sotto varie diciture. Qua vi ho messo alcune delle diciture più diffuse che trovate sull'etichetta. Tipicamente qualcuno scrive glutammato, ma è raro trovarlo, qualcuno mette delle sigle E620, E621, qualcuno scrive addirittura solo sale. Quindi dobbiamo prestare estrema attenzione a quello che acquistiamo e imparare anche un pochino a cominciare a leggere le etichette. Qual è il problema del glutammato? Il glutammato è un neurotrasmettitore che ipereccita il cervello. Cioè noi ogni volta, adesso voi state ascoltando questo seminario, questa mia esposizione e voi state apprendendo e quindi voi state usando il vostro glutammato, assolutamente fondamentale. Ma se noi ne diamo troppo al cervello e soprattutto se lo diamo esterno, no? Se diamo sostanze esterne, che cosa succede? Che il glutammato esterno interferisce col nostro glutammato endogeno e iperattiva il cervello. Iperattivando il cervello, allora il nostro cervello innanzitutto è una macchina complessa che deve essere finemente regolata. Ci sono dei momenti in cui noi dobbiamo eccitare il cervello, ci sono altri momenti in cui noi dobbiamo spegnere il cervello e per tutto il giorno il nostro cervello è in una fase, avviene quella che si chiama una fine regolazione fra acceso, spento, on, off. E questa fine regolazione è determinata dal GABA, che è un altro trasmettitore, il glutammato, quindi sono meccanismi molto complessi. Quindi è ovvio che se noi dall'esterno andiamo a interferire con questi meccanismi, noi non facciamo altro che aumentare e iperattivare il cervello. E vi sarà capitato di mettere a dormire il bambino la sera e di scoprire che il bambino sta sveglio tutta la notte? Domandatevi che cosa ha mangiato ieri sera, che cosa gli ho dato da mangiare, no, il bambino che è tipicamente piccolo, che si dà il brodino con il formaggino. Attenzione,
abbiamo letto l'etichetta e abbiamo capito che cosa c'era in quel brodino, nel dado che abbiamo utilizzato per il brodino, nel formaggino stesso che abbiamo utilizzato per fare il brodino. A me è capitato una sera di mangiare la pasta al pesto e di utilizzare un pecorino. Non ci ho fatto caso, la sera né io né il mio bambino abbiamo dormito, lui era piccolo, siamo andati a dormire, insomma non si dorme, non si dorme, non si dorme, a un certo punto il giorno dopo mi è venuto il dubbio, vado a leggere l'etichetta del pecorino che avevo acquistato, purtroppo al supermercato cerco sempre di comprare i formaggi di alpeggio in certe zone, formaggio di qualità, eccetera, eccetera, però quella volta ho dovuto comprarlo per forza e mi sono accorta che dentro aveva il glutammato e quindi ho spiegato il motivo per cui io non ho dormito, ma soprattutto lui, perché i bambini sono anche più nuovi, sono anche più iper eccitabili e loro sentono subito queste differenze, e così come sentono subito la differenza se noi gliene diamo di più, sentono subito la differenza se noi andiamo a limitare e a togliere certe sostanze. Bene, sicuramente a questo punto del seminario qualcuno di voi, avendo compreso l'importanza di sicuramente modificare uno stile nutrizionale, e capisco che oggi non c'è il tempo di andare nel dettaglio perché ci vorrebbe una settimana, potremmo stare qua collegati una settimana, come faccio, no? Si staranno domandando come faccio a cambiare? Come faccio a cambiare le abitudini? Allora, l'abitudine è una cosa importante, è una cosa da non sottovalutare, no? Il bambino è abituato a mangiare 4 volte al giorno, il bambino è abituato a mangiare la pasta a pranzo, no? Se non gli faccio un piatto di pasta, lui non mangia. Quindi, prima cosa da fare è scardinare un'abitudine. Le abitudini non si cambiano mai con un'imposizione, cioè da oggi basta, tu da oggi mangi le verdure, no? E non si discute, se non ti va bene quella è la porta, sarà la tentazione capitata, è venuta a tutti, no? Immagino. Ora non vedo i vostri visi, ma posso capire che spesso possa succedere, ecco, ne vedo uno e vedo che e vedo che in effetti è così. Allora, la tentazione è venuta a tutti. Negli switch del cambiamento di cui parliamo diffusamente nei nostri corsi, parliamo proprio di questa cosa, che nei cambiamenti, qualsiasi sia il cambiamento, bisogna sempre tenere conto del fattore gradualità e del fattore tempo. Dal punto di vista metabolico, un cambio di alimentazione, qualsiasi esso sia, richiede sempre un cambio epigenetico, cioè un modo di funzionare delle nostre cellule, dei nostri geni, quindi un cambio anche di enzimi prodotti dall'organismo, e un cambio soprattutto di flora batterica intestinale. E quello è molto importante, abbiamo visto, no, quanto sia importante la flora batterica. Quindi il bambino deve avere tempo di fare questo passaggio, e se non mangia subito una cosa, non è solamente per una ragione di gusto, non gli piace niente, vedi di farti piacere questa cosa, non dipende da lui. Dipende dal fatto che il suo organismo non riesce proprio a metabolizzare quell'alimento, quel nutrimento. Quindi dobbiamo dare il tempo all'organismo gradualmente di adattarsi a un nuovo stile alimentare. Quindi partiamo ad esempio dal cibo preferito del nostro bambino e iniziamo a fare qualche variante più sana dello stesso cibo. Oppure possiamo iniziare ad aggiungere qualche ingrediente in più, piano piano, Quindi ci vuole 1 mese, 2 mesi, 3 mesi, non ci corre dietro nessuno. Il cambio deve essere graduale, senza imposizioni, ma scivolare dentro all'alimentazione abituale, in modo quindi che anche i batteri dell'intestino si abituano. E questa è una cosa bellissima, interessantissima. Allora, noi non decidiamo nulla. Sono i batteri dell'intestino che decidono che cosa mangeremo quel giorno, sono loro che decidono il menù del giorno, no? E loro sono in grado proprio di manipolare anche i recettori del gusto in modo da farci mangiare una cosa piuttosto che un'altra. Quindi se noi andiamo pian pianino a cambiare la flora batterica intestinale, pian pianino cambieremo anche gusto.
Io ho conosciuto una persona che non voleva assolutamente mangiare un alimento e gli ho detto guarda che è importante mangiare questa cosa, e mi ha detto no guarda proprio non riesco, no? Mi viene la nausea ogni volta anche solo la vista di questo alimento. Allora gli ho detto beh, proviamo innanzitutto a cambiare il microbioma intestinale, a sistemare il microbioma intestinale. Beh, dopo un paio di mesi, 3 mesi, ci è voluto un po' di tempo, questa persona magicamente, io dico magicamente perché mi sembra sempre una cosa incredibile, ha iniziato a mangiare quell'alimento che all'inizio la disgustava, perché il disgusto è sempre derivato da un microbioma che non accetta, passatemi il termine, quel tipo di alimento. Quindi, ovviamente, non possiamo andare a modificare il menù scolastico, anche perché i menù scolastici normalmente sono, e mi è piaciuta tantissimo anche l'introduzione dell'assessore che dice noi puntiamo molto alla qualità, no? Quindi sicuramente il menù scolastico è un menù che è adatto alla crescita del nostro bambino e va benissimo, ma sicuramente noi possiamo andare a intervenire su quelle che sono le merende, per esempio, gli snack fuori pasto che possono essere ridotti o possono essere modificati. Quindi invece di dare il succo di frutta, possiamo cominciare a dare un frutto ai nostri bambini. Lo so, non è la stessa cosa, non ha la stessa dolcezza, non ha la stessa appetibilità, non è veloce come bere un succo di frutta, a mangiare una mela magari ci vuole un po' di più, però pian pianino, se il bambino si abitua a mangiare qualcosa di diverso, poi non richiederà più neanche troppi alimenti dolci. Più diamo dolce, più smettiamo di sentire il reale gusto del cibo. Faccio fare sempre questo esperimento: se voi prendete il caffè con lo zucchero, provate a togliere lo zucchero dal caffè, anche qua gradualmente, se non ce la fate in un botto solo, provate a togliere lo zucchero e vi accorgerete innanzitutto del gusto vero del caffè, ma soprattutto se andate sempre in quel bar a bere il caffè, spesso e volentieri succede che in quel bar non ci tornate più, perché sentirete veramente il gusto vero del caffè. E spesso nei bar, soprattutto quelli di passaggio, dove si prende il caffè al volo, no? Su dal bancone, un caffè, ho un minuto per bere il caffè, lo caccio giù, non sento neanche il sapore, non sento neanche quello che ho cacciato giù, soprattutto se c'è lo zucchero. Togliendo lo zucchero risentirete il gusto del caffè e il più delle volte non lo berrete più, soprattutto non lo berrete più in certi posti, perché capirete la qualità del cibo. La qualità viene appannata, viene asfaltata da un eccesso di zuccheri, cioè il nostro palato non sente più i veri sapori, i reali sapori. Quindi riduciamo con gradualità gli spuntini fuori pasto, soprattutto gli spuntini a base di carboidrati. Proviamo a introdurre anche merende diverse con altri nutrienti importanti. I succhi di frutta, quindi soprattutto piuttosto una spremuta è meglio del succo di frutta confezionato, perché il succo di frutta confezionato è molto probabile che contenga eccessive quantità di fruttosio. O la caramella come premio. La caramella non deve diventare un'abitudinità, no? La caramella è una di quelle cose che sì, va bene, ci sta, non c'è problema, però non deve essere la quotidianità, no? E deve diventare veramente qualcosa di particolare, o alla festa di compleanno abbiamo tutti i dolci che vogliamo, ma non deve essere un'abitudine, non deve essere che io vado a prendere il bambino a scuola e mi presento ogni volta con il Chupa Chups o la merendina o quello che è, perché quella diventa un'abitudine che in realtà noi magari lo rendiamo felice in quel momento, ma poi andiamo a disturbare le sue funzioni cognitive cerebrali. Sistemiamo il microbioma, sicuramente questo è da fare, quindi su consiglio del pediatra, del nutrizionista, del dietologo, del medico di base, fatevi consegnare un buon mix di probiotici. Questo è utile anche nei grandi, attenzione che questo va bene per tutti.
Spesso, ripeto, i bambini iperattivi, i bambini che hanno problemi a scuola, hanno un intestino danneggiato, un microbioma alterato. E soprattutto un'altra cosa importante è variare il più possibile, cioè l'alimentazione deve essere il più vario possibile, quindi introduciamo anche alimenti nuovi, portiamo il bambino con noi a fare la spesa e facciamogli scegliere anche cose diverse, in modo che cominciamo anche ad assaggiare cose diverse. I bambini si abituano gradualmente anche a gusti nuovi. Questo lo so per esperienza perché cerco sempre di introdurre cose nuove proprio per dare la possibilità all'organismo di poter scegliere e di poter nutrire anche la flora batterica intestinale con alimenti diversi. E infine, questo se già non lo fate, ma questa scuola sicuramente c'è un'attenzione diversa, magari nelle case un po' meno, ovviamente è sempre una questione anche organizzativa e logistica, mangiare sempre con il bambino, mangiare a tavola tutti insieme, nel limite ovviamente dell'organizzazione. Il bambino non dovrebbe mai mangiare da solo, soprattutto seduto sul divano davanti alla televisione o davanti a un tablet, davanti a un cellulare, ma anche noi non dovremmo mai mangiare con la televisione accesa e soprattutto con un telegiornale in sottofondo, perché il telegiornale produce uno stress psicodinamico nel nostro cervello che va a influire sulla digestione. Quindi il pranzo, il pasto deve essere qualcosa di molto tranquillo, mai discutere a tavola, discutiamo prima o dopo, ma non durante il pasto, perché rovina la digestione, disturba la digestione e disturba anche il microbioma intestinale. Il microbioma intestinale, i batteri del nostro intestino vengono danneggiati anche da fonti di stress diverse, che non sia l'alimentazione, quindi che sia un elevato aumento di cortisolo, per esempio, che noi abbiamo in un momento di forte stress, quello danneggia comunque l'intestino. Quindi cerchiamo di mangiare tutti insieme. E poi il bambino, come tutti i cuccioli di animali, cresce e impara per imitazione. Quindi, e questo vale anche per l'alimentazione, il bambino impara a mangiare quello che mangiano i genitori, quello che vede mangiare gli altri, no, a scuola. A scuola, infatti, quasi tutti i bambini poi si imitano, no? Nel modo di mangiare, nel modo di e cosa mangiano. Ovvio che se io sulla tavola metto sempre solo un determinato tipo di alimento, faccio l'esempio assurdo, so che nessuno di voi lo fa, ma se io mettessi sulla tavola semplicemente o quotidianamente hamburger e patatine fritte, faccio l'esempio, lui impara a mangiare quello che io gli sto mettendo sul tavolo, hamburger e patatine fritte. Ed è naturale che quando io vado a cambiare alimentazione, gli do il broccolo scondito, il bambino non me lo mangia. È ovvio, il broccolo scondito non sa di niente, non è buono. Le patatine fritte sono molto più buone per tutti, non c'è dubbio. Quindi dobbiamo cercare di variare l'alimentazione e di pian pianino proporre anche alimenti diversi, di qualità. La qualità, detto all'inizio dall'assessore, ed è stata una parola che mi ha veramente fatto molto molto piacere sentire questa parola, la qualità è importante, perché dello stesso cibo noi possiamo trovare qualità diverse e la qualità fa la differenza anche sul modo di digerire, sul metabolismo e sul tipo di informazione che quello stesso nutriente va a dare all'organismo e al microbioma intestinale. Quindi il cibo non è tutto uguale. A parità, se noi compriamo un formaggio del supermercato, un formaggio, lo stesso identico formaggio di mucche allevate in alpeggio che brucano erba e che vivono al pascolo tutto l'anno, avrà qualità e proprietà radicalmente diverse, pur essendo come nome lo stesso formaggio. Quindi attenzione che la qualità è fondamentale. Bene, io ho finito, so che possiamo star qua a parlare per settimane di questo tema che mi affascina tantissimo, mi piace tantissimo. Se avete voglia di approfondire, vi invito a guardare il nostro sito che è realwayoflife.com, ma che migrerà in science.io in questi giorni.
e nelle risorse gratuite trovate tantissimi video su questi temi gratuiti, seminari e altri video gratuiti, quindi potete andare a vedere quando volete, dove andiamo proprio a parlare dell'importanza dell'alimentazione, ma anche dell'importanza di gestire le emozioni, il comportamento e così via. Grazie a tutti, adesso io Grazie. tolgo la condivisione. Sì, grazie. Grazie mille alla dottoressa Achilli, non mi sento di aggiungere niente per la completezza, qua abbiamo un altro ospite in sala, ma passo la parola all'ospite in sala molto più gradita, che è la dottoressa Daros, se vuole fare un'ultima aggiunta, un'ultima riflessione sull'argomento dell'Achilli. Ho trovato l'esposizione molto ricca di spunti, sicuramente con tanti begli argomenti affrontati. Per dare un po' più il peso di quanto è importante il microbiota intestinale, vi basti sapere che il numero di batteri che abita insieme a noi supera il numero delle cellule umane, quindi è davvero un organo aggiuntivo importantissimo per la nostra salute. Tra i tanti spunti che ha dato la dottoressa Achilli, che ho trovato molto interessanti, l'importanza dell'esempio. Il genitore, oltre a dire cosa devi fare, deve anche dare l'esempio positivo al proprio bambino. Quindi questo sicuramente è un aspetto che mi sento di sottolineare, la varietà e lavorare di prevenzione, quindi partendo già dalle prime epoche di vita nel mantenere un'alimentazione varia e completa. Grazie. Grazie mille anche alla dottoressa Daros e appunto ha fatto proprio il punto di tutto l'incontro di oggi, quindi di nuovo torniamo a come il ruolo nostro degli adulti è fondamentale nell'educazione dei bambini e delle bambine. Io prima di chiudere questo incontro vado a ricordarvi l'ultimo appuntamento di questa seconda giornata di Educhiamoci, Giornate per l'Educazione, stasera alle 20:30 in compagnia della dottoressa Gabrielli con un incontro intitolato Creatività, apprendimento ed esperienze di flusso nel gioco del bambino. Vi ricordo anche che oltre che su Zoom ci potete vedere in diretta sulla pagina Facebook del Comune di Vittorio Veneto e sul canale YouTube sempre del Comune di Vittorio Veneto, mentre tutte le informazioni sui relatori, sugli ospiti e sugli incontri dei prossimi giorni li potete trovare al sito www.educhiamocivittorioveneto.it. Grazie ancora di essere stati con noi e ci vediamo a più tardi.